Siamo arrivati al Parco San Giacomo perché? Perché il Parco San Giacomo è una zona che è stata riqualificata da AMIA, è un parco di 72.000 m2 dove AMIA è riuscita a rendere il parco nuovamente disponibile alla cittadinanza. Abbiamo piantato 375 panchine, oltre alberi da alto fusto, 110 punti luce a LED, sempre per il discorso della sostenibilità e del minor consumo di energetico possibile. Quindi è un progetto che si inserisce nell'ambito appunto della sostenibilità e ce ne sono anche altri che AMIA porta avanti. AMIA oggi è qui perché viene appunto premiata in questo senso. Certo, AMIA è stata beneficiata di questo premio relativamente al suo impegno costante per cercare di massimalizzare il servizio al minor costo di impatto ambientale possibile. AMIA ha un servizio che dura 24 ore su 24 sostanzialmente, occupa la propria attività con l'utilizzo di 82 mezzi che circolano per la città soprattutto, 12 dei quali verranno acquistati quest'anno, tutti quanti mezzi a metano, e con la prospettiva poi di incrementare questa viabilità a basso impatto ambientale con altri mezzi di energia alternativa. Perfetto. Mamma mia. Grazie. Mamma mia. Poi ci si prende la mano. La tagliamo, tagliamo. Ecco, c'è una storia su questo parco che diceva Adrian che c'era l'ipotesi di fare un centro commerciale, diceva. Vieni Adrian. Ecco, raccontaci la storia Adrian, a voce alta che così sentiamo. Mi sembra perché quando, ecco, Sì. per quanto io mi ricordi in prima, non c'era niente qui, c'era tutta una parte inutilizzata del campo che stavano cercando di fare un centro commerciale appunto. Ecco, poi è stata una professoressa che ha fatto una specie di petizione, cosa ha fatto? Sì, una nostra professoressa di scienze aveva deciso di raccogliere firme per una petizione di fermare la costruzione di questo centro commerciale e favorire appunto la costruzione di un parco che sarebbe molto meglio per il quartiere e per la salute pubblica, insomma. Ecco, le insegnanti che sono qua, conoscete questa professoressa che aveva fatto questa specie di proposta di fare questo parco? Ve la ricordate? Non so se alla fine è andata avanti o dopo è stato abbandonato, perché dopo non se ne è più parlato. Non se ne è più. Comunque il parco c'è, quindi il parco è stato fatto, quindi cosa ne pensate di questo parco voi che siete qua vicini? Io sono una delle frequentatrici sportive del parco, Ecco. Infatti quasi ogni giorno mi faccio 10 km girando intorno al parco, sono una dei runners specializzati. Ma gli allievi usano questo parco, voi lo Sì, usate? sì, Per sì. cosa lo usate? Per correre. Per correre? Educazione fisica. Ah, fate anche educazione fisica in orario di lezione proprio? Sì. Ah, bene, e poi per cosa usate? Fare qualche grigliata, no? Per? Finale. La festa di fine anno della scuola. La festa di fine anno fate qua? Insieme al Galilei. Che Ma fate dei giochi? Cosa fate? Tipo una specie... Sì, ci sono tornei di pallavolo, calcetto, Ah, quindi ogni anno c'è la festa al Parco San Giacomo, organizzata dalla scuola o da voi? la scuola. Sì, rappresentanti di istituto. Ma di tutte le classi, prime, tutte quanti? Bene, allora ci vedremo alla festa che si terrà quando? L'ultimo giorno di scuola. All'ultimo giorno di scuola. Bene, allora ciao a tutti.